Il gruppo si ritrova con cadenza quindicinale a Malcesine ed ospita circa una decina di partecipanti, a volte più, a volte meno. Non c'è giudizio, non ci sono situazioni più gravi delle altre, quindi tutti hanno il diritto di parlare e di ascoltare, perché anche questa è una parte molto importante. Ci riuniamo e ognuno dice la sua, c'è modo di sfogarsi e soprattutto vedo e ognuno porta le sue problematiche e poi si cerca anche di darsi una mano uno con l'altro. Un supporto, un alleggerimento di quelli che sono un po' i pesi e le fatiche che derivano dal prendersi cura. E questo è possibile attraverso il gruppo, perché possono condividere, possono ascoltare, ricevere dei consigli da persone che hanno già attraversato situazioni simili. Fa piacere anche sentire anche gli altri pareri, perché mi sembra che sono solo io che ho questo problema, invece ce ne sono altri. Al gruppo partecipano familiari di persone anziane, che possono essere figli, possono essere nipoti, perché abbiamo insomma anche delle zie tra gli anziani, e possono essere anche partner, quindi marito o moglie. Questo a volte significa che le persone stesse che vengono sono a volte un po' anziane e hanno delle loro difficoltà da dover gestire. Dal 2008 mi prendo cura di mia mamma, che ha avuto un inizio di demenza non tanto grave fino all'ottobre dell'anno scorso, dove improvvisamente è peggiorata tantissimo nel giro di poco. Mi sono sentita proprio presa alla sprovvista da questo aggravamento e questi incontri mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno dato degli spunti e mi sono sentita veramente più capita, meno sola. E ci supportiamo un attimo fra di noi, anche perché dopo un po' di volte che ormai ci conosciamo e conosciamo i nostri problemi, c'è chi ne ha più gravi e chi meno. E poi la cosa principale, a mio avviso, è che comunque prendono un momento per se stessi, vengono qui, è vero che parlano magari dei familiari, è vero che parlano di situazioni a volte pesanti, però a volte si ride, a volte si parla di tutt'altro, perché poi ovviamente si segue anche quello che è il clima all'interno del gruppo e ci sono momenti molto delicati, come ci possono essere anche dei momenti più leggeri. Io che mi sto preparando ad affrontare la cosa, mi sono resa conto di quali saranno già ora, di quali saranno i problemi. In tutti i sensi mi hanno aiutato, dove non so dove sbattere la testa, loro mi aiutano. Qualsiasi dubbio avessi su come gestire mia mamma in certe occasioni, avevo delle risposte da una professionista e anche dall'esperienza delle altre persone che partecipano a questo gruppo. Grazie a Maria e grazie a Giada.